ai porti di Venezia e di Trieste. Per questo è nata l'idea di costruire un centro di smistamento che dovrebbe diventare il punto di riferimento e di integrazione dei sistemi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale ed aereo. Un disegno ambizioso, ma giustificato dall'importanza e dalla mole del lavoro che qui si svolge. Nei dintorni di Padova si contano circa 1600 aziende. Gli occupati sono oltre 20.000. La loro produzione rappresenta quasi il 40% del reddito dell'intera provincia. Un altro 23% è costituito dalle attività terziarie, il 10% dall'agricoltura, il 15% infine dal commercio. I negozi, tutti di prim'ordine, sono un vanto di questa città. La clientela che li frequenta viene da tutte le parti d'Italia. Sanno di poter trovare a Padova qualcosa di diverso, di particolare. Calzature, gioielli, pellicce e gli altri prodotti esposti con cura in vetrine, che sembrano dei veri e propri salotti all'aperto, sono il frutto del paziente lavoro di artigiani altamente specializzati. Se ne contano più di 70.000, distribuiti in ben 27.000 imprese. Punto d'incontro di tutti gli operatori economici che arrivano a Padova per combinare affari è la Fiera Campionaria. Sorge alla periferia della città. Ha da poco celebrato il 60° anno di vita. Un primato di longevità che solo la Fiera di Milano ha raggiunto oltre a Padova. L'immagine che questi stands offrono oggi è certo ben diversa da quella dei tempi eroici immortalati nel manifesto, ma lo stile è rimasto lo stesso. La Campionaria è un insieme di varie mostre, di diversi settori espositivi, ciascuno dei quali specializzato in un particolare comparto produttivo. Le rassegne più importanti si tengono fra la fine di maggio e l'inizio di giugno. Padova dunque come sinonimo di salute e di benessere. A ben guardare nella storia, la prosperità è sempre stata di casa in questa città, anche quando Padova si chiamava Patavium e faceva parte dell'impero romano. La consideravano una delle province più ricche e popolose. Anche la sua origine era stata nobilitata con una leggenda creata d'arte. A fondare Padova, cioè, sarebbe stato Antenore, mitico eroe troiano. In realtà il monumento eretto nella piazza omonima non raccoglie le sue spoglie come si vuol far credere, ma quelle ben più modeste di un ignoto soldato ungherese di 10 secoli fa. Anche il goticheggiante palazzo che sorge accanto non fu affatto il rifugio dell'esiliato, divino, poeta Dante Alighieri, come sostiene la lapide affissa. Incidenti che capitano. D'altronde non è nello stile degli abitanti di questa città farsi vanto di cose non vere. Anzi, i padovani hanno sempre detestato il clamore e la pubblicità, preferendo la modestia e la riservatezza. Una scelta di vita, come quella che fece Giuseppe Tartini, uno dei più grandi musicisti del Settecento, rimasto volutamente nell'ombra e morto in miseria. Alcune sue composizioni, mirabilmente suonate dai solisti veneti, ci accompagneranno nella visita di questa città. Per quanto non sia facile crederlo, è rimasta sconosciuta l'identità di chi progettò il Palazzo della Ragione, questo grandioso edificio costruito nel 200. Accanto, nella zona che fu già il centro economico durante l'epoca romana, sorgono le caratteristiche piazze delle erbe e dei frutti, con i loro variopinti mercati all'aperto. Il Palazzo della Ragione fu per molto tempo la sede del tribunale. Per questo venne chiamato così. Sembra che l'interno fosse stato affrescato da Giotto, con i segni degli astri, delle costellazioni e dei pianeti. Ma un micidiale incendio distrusse tutto il 2 febbraio del 1420.
In epoca comunale, quando Padova più fioriva potente in libertà, il Palazzo della Ragione venne arricchito con portici e logge. Accanto sorse il Palazzo del Podestà e quello del Consiglio, sovrastato dall'alta torre degli anziani. Dall'altro lato, il tribunale era collegato, attraverso un passaggio segreto, direttamente alle prigioni. Non lontano, la rinascimentale Piazza dei Signori, con un prezioso orologio al centro del Palazzo del Capitanio. È il primo del genere in Italia. Fu ideato addirittura nel 1344. Oltre alle ore, indica i giorni del mese, il giro del Sole e dello Zodiaco, le fasi lunari e il moto dei pianeti. Sulla piazza, accanto alla loggia della Gran Guardia, si affacciano antichi palazzi, una volta occupati dai rappresentanti del governo veneto. Quello del dominio della Repubblica di San Marco fu uno dei periodi di maggior splendore artistico per Padova. Nel corso dei secoli, questa città ha continuamente riciclato se stessa. Tutto il marmo e tutti i mattoni con cui erano stati costruiti i monumenti romani vennero riadoperati per costruire la Padua medievale. Ecco perché dell'antica Patavium sono rimaste così poche testimonianze. Una di queste è l'anfiteatro, oggi nascosto nel verde dei giardini pubblici. Al centro sorge quello che può essere considerato il gioiello più prezioso della città, la Cappella degli Scrovegni. Desideroso di riscattare con un illuminato mecenatismo l'attività non proprio esemplare della famiglia, arricchitasi con l'usura, il principe Enrico Scrovegni chiamò a Padova Giotto e gli commissionò la decorazione della cappella dove sarebbe stato sepolto. Nacque così uno dei più grandi capolavori artistici. Il ciclo dei dipinti comprende il giudizio universale, i simboli dei vizi e delle virtù, le storie di Gesù e di Maria. Gli affreschi, tutti perfettamente conservati, si impongono ancora oggi all'attenzione del visitatore per il deciso rilievo delle figure, per la raffinata purezza di ogni dettaglio. Giotto non fu l'unico artista forestiero a lavorare a Padova. Lo seguirono anzi molti altri, che pur senza raggiungere la sua perfezione, lasciarono con le loro opere una testimonianza della validità della pittura trecentesca. Guariento, Altichiero, Avanzo, Giusto dei Menabuoi. Quest'ultimo, toscano come Giotto, chiamato come lui da una famiglia di nobili mecenati, i Carrarese, affrescò le pareti del battistero, scelto dai suoi committenti come luogo di sepoltura. Colpisce il gioco delicato e astratto dei colori usati dall'artista. La piazza in cui sorge il battistero è tra le più affascinanti della città. Vi si affaccia la mole rinascimentale del Duomo. Sui due lati il Vescovado e, accanto all'Arco Valareso, i portici medievali del Monte di Pietà, costruito dal Falconetto. La chiesa degli Eremitani. Questo monumento rappresenta forse la perdita più grave che Padova abbia avuto durante l'ultima guerra. Distrutta da un bombardamento, fu ricostruita con una paziente opera di restauro. La facciata, le navate, il soffitto, l'abside tornarono all'antico splendore, ma non si poté far nulla per le pareti della cappella Ovetari, affrescate da Andrea Mantegna. Avevano subito danni irreparabili. Di quelle decorazioni sono rimaste quasi intatte solo due scene: l'Assunzione della Vergine e il martirio di San Cristoforo. Con il suo ardore umanistico, i suoi nuovi studi prospettici,
Mantegni aveva fatto di Padova, nella seconda metà del Quattrocento, il centro di diffusione della pittura rinascimentale. Santa Sofia, la chiesa più antica di Padova. Si pensava che fosse stata costruita nel IX secolo, oltre 1000 anni fa, ma recenti scavi hanno portato alla luce strutture più antiche. La facciata, più che il nome della chiesa, ci ricollega al mondo artistico bizantino. Il resto è uno degli esempi più belli di arte romanica. Ma il più importante e il più famoso edificio religioso della città è la Basilica di Sant'Antonio, straordinario monumento sacro, che incrocia e confonde gli stili come un porto di mare mescola le lingue e le razze. Romanica la facciata, gotiche le archeggiature, bizantine le cupole, arabi i campanili. La Basilica del Santo, come la chiamano i padovani, esercita ancora oggi sui visitatori, soprattutto gli stranieri, oltre 800.000 all'anno, il fascino delle cose che sfuggono ad ogni classificazione. In un angolo della piazza, il monumento a Gatta Melata di Donatello. Altre opere del grande artista fiorentino si trovano all'interno della basilica, un complesso di statue e bassorilievi che ornano la cappella e l'altare del santo. Donatello rimase a Padova oltre 10 anni, dando impulso ad una famosa scuola di bronzisti. Ma non fu molto riconoscente verso chi lo ospitò con tutti gli onori, se è vero che prima di andarsene definì la città un paese di rane, un appellativo ingrato che certo i padovani non si meritavano. Ma torniamo alla Basilica e ricostruiamone la storia. Nella prima metà del 1200, Padova stava passando uno dei suoi periodi più bui, vittima della tirannia di un despota sanguinario, Ezzelino da Romano, che si era arroccato in questo castello, oggi trasformato in osservatorio astronomico. All'improvviso comparve in città la figura carismatica di Sant'Antonio. Veniva da lontano, dal Portogallo. Vestiva il saio dei frati francescani. Rimase a Padova solo 2 anni, ma quel poco tempo gli bastò per riuscire a riportare la pace, cacciando il tiranno. I padovani alla sua morte, riconoscenti, certo più di Donatello, lo eressero a loro patrono, dedicandogli questo monumento. Accanto, nella scuola del santo, anche Tiziano volle offrire il suo omaggio, con questo meraviglioso dipinto. Sei regole di ferro, a cominciare dalla prima. Non si bussi che dopo le 10. Le pene, multa, carcere e addirittura l'esilio. Lo stabilirono i triumviri letterari, al momento di aprire al pubblico quest'orto botanico, 435 anni fa. È il più antico d'Europa. Le pene oggi sono un po' più miti, ma per il resto non è cambiato nulla. Siamo a 2 passi dalla Basilica del Santo e ben pochi sanno che accanto a quella meraviglia dell'arte umana ce n'è un'altra non meno affascinante, messa in piedi direttamente dalla natura. Questi giardini raccolgono ben 6.000 piante diverse. 2 di esse, ancora vive e vegete, sono lì da quando venne creato l'orto. Una, la Vitex agnus castus, fiorisce puntualmente a giugno.
L'altra, una palma, è custodita in una serra ottagonale, riscaldata artificialmente. Una lapide ricorda come tra gli studiosi che si soffermarono a studiarne le caratteristiche ci fu anche Goethe. Dalle sue osservazioni nacque la teoria della metamorfosi delle piante. Creato da un medico naturalista, Francesco Bonafede, che voleva accompagnare l'insegnamento teorico della botanica con una descrizione dal vivo delle piante stesse, l'orto appartiene fin dalla sua fondazione all'Università di Padova. Oggi, come abbiamo detto, rappresenta uno dei centri più rinomati in tutto il mondo per lo studio e le ricerche in questo settore scientifico. D'altronde non c'è da meravigliarsi, è tutta l'Università di Padova che gode di grande prestigio in Italia e all'estero. Vediamo perché. Fondata nel 1222 da un gruppo di maestri e allievi dell'Ateneo di Bologna, scontenti di come lì andavano le cose, divenne in breve tempo una delle istituzioni culturali più famose e frequentate d'Europa. Vi insegnarono Alberto Magno, Galileo Galilei, se ne conserva ancora la cattedra, Giambattista Morgagni. Tra gli allievi più illustri, Copernico, Tommaseo, Tasso, Fogazzaro. Vi si studiava legge, notariato, medicina, filosofia, grammatica. Nell'aula magna, appese alle pareti, ancora intatti, numerosissimi stemmi. Gli allievi usavano testimoniare così il loro passaggio nella prestigiosa università. Ma il reperto più interessante giunto fino a noi è questa sala anatomica a forma di imbuto, tutta in legno intarsiato, la prima in Europa. Quando venne costruita nel 1594 era proibito fare autopsie. Gli studenti arrivavano di notte, ciascuno con la sua candela, mentre attraverso un canale sotterraneo una barca portava segretamente il cadavere sul tavolo anatomico. Le aule erano ospitate in questo palazzo, un ex albergo che aveva l'insegna del bue. Da qui il nome dialettale di Bo, dato all'università. Tutt'intorno una serie di logge che poggiano su preziose colonne doriche e corinzie. Il Pedrocchino, primo esempio di architettura neogotica a Padova. Non si tratta di una chiesa, ma di un bar. Sul retro il suo fratello maggiore, il Caffè Pedrocchi, rappresenta per la città una vera e propria istituzione. Il suo elegante stile neoclassico, ispirato ai modelli inglesi, lo pone tra gli ultimi capolavori dell'architettura veneta e testimonia nello stesso tempo la nuova epoca democratica e borghese della città. Per lungo tempo rimase senza porte, dato che si teneva aperto giorno e notte. Ancora oggi il Caffè Pedrocchi rappresenta un centro di ritrovo,